Bentrovati in diretta su Tele4, ospite di queste ore 13 Massimo Barzellato, organizzatore del Rock Camp. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno Tele4, grazie dell'invito. Sai, per noi è un onore essere qua, non solo per la risonanza che la vostra emittente ci rilascia, ma anche perché è una sorta di portafortuna. Ormai è già la terza o quarta volta che ci invitate qui e finora tocchiamo ferro, è andata sempre molto bene tutti gli eventi che abbiamo organizzato, quindi grazie ancora una volta. Allora, andiamo a mettere anche il titolo, Rock Camp a Prepotto dal 31 maggio al 2 giugno. Andiamo a spiegare subito di che manifestazione si tratta, perché come hai spiegato anche nel nostro servizio del telegiornale di ieri, vanno in scena, vanno sul palco band locali ed oltreconfine. Assolutamente, guarda, siamo partiti 5 anni fa, questa è la quinta edizione, così, giusto per far suonare i nostri amici, una cosa un po', non dico da parrocchia, ma quasi. Poi questa cosa è un po' esplosa tra le mani perché abbiamo avuto tante richieste dalle altre band italiane in giro per il territorio e adesso non sappiamo più, dovremmo organizzare un festival di una settimana, due, è un disastro, abbiamo richieste dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Austria. Allora abbiamo cercato di impostare, diciamo, scoppiazzare un po' gli schemi vincenti dei festival Sweden Rock in Germania. Noi andiamo spesso in estate a questi festival prestigiosi, abbiamo detto ma perché non facciamo una stessa cosa qui nel nostro territorio, visto che sai il Carso, cioè, offre dei posti meravigliosi, al di là anche delle prelibatezze locali, no? E quindi oltre a far suonare i gruppi, adesso se non ricordate proprio i ragazzini, i Silence Destroyers, questi hanno 32 anni in 3, quindi diamo anche, saranno molto emozionati ovviamente, per loro sarà la prima volta a Rock Camp, diamo spazio e vetrina a tutto quel sottobosco di band. Credimi, ci sono tantissimi artisti di talento qui a Trieste che ovviamente faticano in una città difficile come la nostra a trovare degli spazi. Ascolta, devo troppo fare una cosa, tu dovresti spiegare la manifestazione a partire dalla maglietta, perché sulla maglietta c'è di tutto. Sì, questo allora, intanto Rock Camp significa che qualcuno anche dorme lì in tenda? Sì, perché le prime edizioni... Allarghiamo un po' l'inquadratura, perché la maglietta dice tanto, vabbè, noi siamo un poco così, no? Allora, si parte quindi dalla tenda, cioè qualcuno dormirà a Prepotto. Sì, perché le prime edizioni erano in luglio, quindi faceva caldo e la gente si divertiva anche nel terzo tempo, chiamiamolo Benissimo. così. C'è audio, quindi ovviamente c'è la musica, sì, c'è il rock and roll. Rock and roll, che vuol dire I love you, non è un simbolo satanico, non bruciamo chiese e altro. Poi vedo che si gioca a pallavolo, no? No, cos'è quello? No, è un altro sport, questo è un altro sport. È a sollevamento calice. Esatto. Okay, benissimo. Siamo per la pace, guarda, non riesco più a capire dove siamo. Se mangi e se bevi, si balla, ma sì, sai, il triestino, l'ospitalità triestina non può offrire tantissimo dal punto di vista bikers friendly. Assolutamente, sì. Benissimo. E già si è spiegato tanto, diciamo così, ma questa è la maglietta di quest'anno, poi ti ho portato anche la locandina di quest'anno, che anche quella è abbastanza simpatica. No, questa è bella, perché sì, è un po' strana, nel senso che... quasi da incorniciare perché ha una bella grafica. Sì, ci siamo un po' ispirati, sai, a un'idea di gusto, quindi certo. La pace, innanzitutto abbiamo addirittura pitturato un simbolo della pace sulla famosa Yacht A, che credo sia la prima volta qui a Trieste che compaia in una locandina. La cosa è che da una parte c'è il formaggino Montegrisa e il Faro della Vittoria, dall'altra parte c'è un cinghiale, essendo a Prepotto, sì, siamo in casa. E c'è lo Yacht A che ormai è diventato parte dello scenario. Bravo, proprio perché tante band che vengono da fuori, abbiamo band dalla Slovenia, Croazia, da Milano, da Verona, e dobbiamo dare una cartolina di Trieste e c'è poco da fare, c'è anche lo yacht che ormai è fisso lì, poi non vuole essere per carità un simbolo politico, noi siamo apolitici, apartitici, a noi va bene tutto, infatti come dicevo ieri anche nel vostro servizio saremo lì abbracciati a cantare sotto il palco e a bere una birra tutti assieme, indifferentemente dal tuo ceto, dalla tua estrazione sociale, dal tuo credo politico, ma anche religioso, anche se volendo il formaggino volevamo anche gratificare la presenza del Santo Padre qui a Trieste, ma ripeto, il Rock Camp è aperto a tutti, cioè è accessibile a chiunque, anche alle famigliole, come appunto dicevo prima, nei veri festival europei. Abbiamo avuto buoni risultati l'anno scorso, quest'anno abbiamo deciso di puntare anche su nomi internazionali, perché il venerdì 31 maggio partiamo subito a bomba con Dino Jelusic, che è non solo il nuovo cantante di Whitesnake, e quindi ha già una fama internazionale,
Ma è un bel ragazzo innanzitutto, con la camicettina bella aperta e ha un seguito fenomenale soprattutto dai paesi appunto delle nostre vicine repubbliche di Slovenia e di Croazia. E lui è diventato molto famoso anche come personaggio pubblico televisivo in quanto è il giudice di The Voice of Croatia. Quindi è un personaggio veramente che secondo me richiamerà un sacco di gente dai nostri vicini di casa. Il Morgan croato. Praticamente sì, 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 ma è il più bello secondo me. Poi sabato abbiamo deciso di puntare su un gruppo che va per la maggiore soprattutto all'estero, sono reduci da una tournée in Canada e negli Stati Uniti. Loro sono gli Elven King e nessuno lo sa che sono primo italiani, ma poi sono di Sacile, quindi sono nostri corregionali. E noi ci teniamo anche a rappresentare ogni anno le 4 province della nostra regione, per cui avremo appunto gli Elven King da Pordenone, Udine ci sono i nostri amici della Carnia dei Mordecai, Gorizia rappresentata da altro gruppo fenomenale di ragazzini terribili, i Shameless. E poi alla domenica abbiamo gli headliners, sono i Sineresi, che ho scoperto sono anche qui, hanno molti fan qui a Tele4. Ho visto che avete un emittente veramente molto rockettaro. Sono molto rock, sì, siamo molto bene. rock. Guarda, mi trovo veramente a casa, meglio che a casa. Diciamo che tra le frequentazioni di Gulotta e quelle di Umberto bravi. le mie compilate nella parte diciamo rock delle nostre incursioni, infatti non manchiamo. Oggi purtroppo ho solo la maglietta della precedente edizione, ma vi assicuro che appena le stampiamo ve le portiamo qua, perché sai, comunque il lavoro fatto da noi, dalla nostra associazione Rockout X Project, è fatta tutto da volontari, non siamo tantissimi, per cui anche è un lavoro che è iniziato già a settembre-ottobre. E adesso stiamo stampando le magliette, non appena ce le abbiamo ve le portiamo qui. Vi ho portato appunto in anteprima la locandina con anche questa V che vuol dire appunto vittoria, ma anche quinta edizione. Certo. Abbiamo cercato di rappresentare Trieste, lì c'è un cantante che dovrebbe appunto assomigliare un po' a Dino Jelusic, ma anche come colori, no? Vogliamo il verde, anche perché abbiamo cercato di coinvolgere altre associazioni del territorio, per cui avremo le ragazze del pole dancer, avremo una manifestazione al mattino, visto che stiamo lì con le tende, noi dormiamo lì 3 giorni, e anche se i concerti iniziano verso le 3 del pomeriggio, abbiamo il Rocking Dogs, che praticamente è una sorta di Olimpiadi dei cani, l'Agility Dog, diamo premi ovviamente a tutti, quindi non ci sono né vinti né vincitori, vincono tutti, perché diamo anche il premio al cane più rumoroso, se è Rocking, quindi poi avremo dei nostri amici che faranno delle rievocazioni storiche medievali, per cui stiamo cercando di coinvolgere altri. Come funziona? È libero, c'è il biglietto, c'è un'offerta? Noi cercheremo di fare un'offerta di 10 euro all'ingresso, però anche lì daremo 2 birre in omaggio, quindi in linea di massima se entri e paghi le birre o ti diamo noi le birre direttamente. È fatto tutto appunto per accogliere al meglio tutti gli astanti presenti, ma anche le stesse band, come ti dicevano, le band che hanno partecipato alle altre 4 edizioni mi stanno telefonando 2 giorni, ti prego, facci tornare a Rock Camp. Anche se è un festival piccolo, minore, abbiamo avuto più di 1 migliaio di presenze l'anno scorso, quindi anche perché mi ricordo per esempio i milanesi, la band milanese si è innamorata di Chifelletti, loro non hanno mai mangiato in vita loro i Chifelletti, per cui offriamo anche le nostre prelibatezze, facciamo assaggiare i vini locali, sai, siamo in Carso, quindi giochiamo veramente facile in casa, no? E poi cerchiamo di trasmettere appunto oltre all'entusiasmo, la gioia dei triestini, anche questa comunanza rock, perché secondo me la musica è un linguaggio universale che unisce i popoli e quindi sarà veramente gioia, divertimento. Non ultimo, abbiamo cercato anche di dare un'impronta ecosostenibile e che sia accessibile un po' a tutti, come ti dicevo, ai bambini, ai cani, agli anziani, a chi ascolta rock, ma anche il blues, perché cercheremo di fornire un'offerta musicale abbastanza ampia, ecco, non tutta uguale. Oltre appunto a tutte le band triestine che conosciamo, faremo suonare tante band, ma cercando di dare un po' di tutti i generi, sempre nell'ambito hard rock, diciamo, e blues, certo. Queste cose qua. Che tra l'altro c'è un bel legame proprio tra il Carso e il rock, io ricordo anche le manifestazioni La Guccia sul Carso, i Modena City Ramblers, insomma delle edizioni anche lì molto belle. E Prepotto già in passato era teatro di manifestazioni. Sì, devo anche ringraziare pubblicamente il comune di Duino Resina, perché proprio sono molto ricettivi per questo. Noi cerchiamo che questo festival si ampli ogni anno, diventi più grande.
ahimè, sai, non abbiamo tante possibilità economiche, per fortuna abbiamo tanti amici privati che ci stanno anche sostenendo economicamente. Pian pianino stiamo cercando di fare i bandi regionali, anche cercare un po' di aiuti dal comune. Ovvio che siamo ai primi anni, quindi dobbiamo coltivare, poi seminare, scusa, e poi probabilmente arriverà qualche aiuto. Ma ci piace perché abbiamo visto che sta roba sta funzionando bene, noi ci divertiamo tanto e tutti i feedback che abbiamo sono molto positivi. In più, come ti dicevo, appunto, cercheremo di fare un eco-fest, cercheremo di evitare il più possibile la plastica, quindi un plastic free, addirittura avremo un workshop con dei bambini dell'asilo alla mattina della domenica, se ben ricordo, per insegnare loro a riutilizzare i materiali. Quindi sai, ci piace anche avere questa impronta verde, green. Abbiamo fatto una richiesta a Trieste Trasporti per avere anche i bus elettrici per lo sfollamento. Abbiamo chiesto di piantumare degli alberi che chiameremo, non so, AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, fate voi, in un terreno lì vicino, perché chiaramente vorremmo compensare la produzione e il consumo di inquinamento che purtroppo un festival così ampio di 3 giorni e 3 notti, sottolineo, comporta. Per cui ci stiamo cercando appunto di fare tante cose e dopo cercheremo appunto di dare il nostro meglio affinché tutti si trovino a casa e anche ben serviti, diciamo, sia dal punto di vista musicale ma anche ovviamente quello enogastronomico, come ringrazio il cameraman che non sta inquadrando le parti basse qua, ma adesso sono abbastanza in forma perché appunto Rock Camp. Quindi oltre alla birra c'è anche la griglia? C'è di tutto, sì, c'è da mangiare, da bere, ma ovviamente ci sono i menù vegani, vegetariani, stiamo cercando veramente di... sai, mia moglie è tedesca, quindi lei mi vuole che organizziamo tutto per tutti, quindi dobbiamo stare attenti a tutto, non solo a portare ben di qualità. Per cui anche voi siete invitati, visto che siete rockettari, quindi Tele4, il 31 maggio iniziamo la sera, il venerdì alle 6, perché aspettiamo che la gente finisca di lavorare, si va fino a mezzanotte, poi sabato iniziamo appunto con queste attività collaterali già all'ora di pranzo, sperando anche ovviamente nel bel tempo, ma ci sarà il bel tempo, no? Per forza. Ah, ok, grazie. Vedi, no, la benedizione di dirti, Tele4 è fondamentale. Volevo dirti, prima parlavi di quei 3 giovani, di quel trio di rock, ci racconti qualcosa di più perché mi incuriosisce. Guarda, loro adesso sono anche abbastanza famosi perché c'è Nico, che lui proviene da Ronchi, per essere più precisi, e già è finito alla Rai. Perché, sai, si veste come Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses, è quello centrale. E poi ha gli altri 2 ragazzi che sono invece figli di altri artisti triestini, e loro sono bellissimi perché sono stracarini, sono emozionati perché quando suoneranno in un palco avremo un palco da 8 metri, quindi sarà una roba enorme col wall dietro, col LED wall, quindi con le immagini, le cose. E a noi piace tantissimo sta cosa qua perché sembrerebbe che i Maneskin l'anno scorso abbiano, oltre a distrutto un po' l'erba del Rocco, abbiano portato una nuova ventata di energia presso le nuove generazioni. Per cui forse abbiamo perso qualche annetto, sai, ormai sono vecchiotto, però adesso i giovani, abbiamo già 4 band di teenagers. Beh, ma è evidente che l'effetto Maneskin c'è stato, sì, soprattutto sembrerebbe che band, sia no? quello. Perché il rock, diciamo così, all'italiana c'è sempre stato il Vasco, Gianni Nannini, certo. Però il rock inteso come gruppo che poi va a livello internazionale a suonare come gruppo in America, quella è la grande differenza. Di solito si esportava il melodico, no? Certo. Ramazzotti, Pausini e così via. Da noi ci sono i Rhapsody, ecco, che in questo momento sono in Cile per esempio, però sono gruppi grossi. Non ti nascondo che noi cerchiamo di dare vetrina appunto a questi ragazzini e magari chissà, tra 20 anni sono loro i nuovi Maneskin. E lo stesso Dino, guarda, Jelusic è venuto da noi, nonostante abbia un cachet molto rilevante, perché sta girando anche lui, era in America Latina fino alla scorsa settimana, farà un paio di festival in Europa, era in Indonesia. Mi ha detto, Max, noi torniamo da voi perché io sono venuto alla prima edizione, io giuro, non me lo ricordavo perché avevamo avuto 35 band quella volta lì, 4 giorni, perché ero da voi quando ero un perfetto sconosciuto e quindi sono riconoscente a voi, torno, mi pagate ovviamente, dovremo pagarlo, però non quelle cifre che lui chiede in Croazia, in Slovenia per esibirsi, per cui a noi fa un piacere enorme questa cosa qua. E ci auguriamo che Zimanera, per fare un nome di un gruppo triestino, anche se secondo me il più bello, più originale era My Mama What,
che sai, ti ha dato Mia Mare Cossa. Mia Mare Cossa. Sai, certo. I triestini sono geniali, ti ripeto, abbiamo un sottobosco di artisti, di veramente talenti che faticano ad uscire dalle loro cantine. Allora, tanto per entrare in ambito triestino, domando, per chi volesse far notolada, come si dice, cioè, se può anche dormire? Assolutamente sì, abbiamo le tendine, le forniremo anche noi se vi serve. Sulle nostre pagine Facebook, Instagram, anche sul nostro sito, che il buon Mauro lo fa di notte, ti dico, siamo pochi volontari, allora si mette lì alle 3 di notte a smanettare. Ci sono anche le informazioni, scriveteci se avete bisogno di qualcosa, perché ripeto, a noi interessa che dal primo al milionesimo presente al Rock Camp si trovi bene, a suo agio. Bene, quindi insomma consultate anche i social del sito. Io ti ringrazio tanto per essere stato qua e anche per la tua simpatia nell'esporre le cose, sempre nell'Alveo Rock, ma con una grande simpatia, come ho detto ieri, Eno-Gastro Rock. C'è davvero sei diventato famoso tra tutti i miei amici italiani in giro per l'Italia, ho girato questa, anzi forse verranno a conoscerti, quindi devi venire su a Rock Camp. Vengo su a ballare sui vostri rock. Allora, ci fermiamo, tra poco il TG alle 13:20, restate con noi. Bentrovati alla nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. Vorrei morire col sorriso sul viso nel paese dove ho scelto di vivere e dove ho pagato le tasse. E questo è il passaggio più toccante del video appello ai parlamentari dell'architetto triestino Martina Oppelli, 49 anni, dall'età di 28, affetta da sclerosi multipla, che ha disfidato l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, Asugi, dopo il diniego ad accedere al suicidio medicalmente assistito. Ma io vorrei morire col sorriso sul viso nel paese dove ho scelto di vivere e dove ho pagato le tasse. E questo il video appello ai parlamentari di Martina Oppelli, 49 anni, dall'età di 28, affetta da sclerosi multipla, che ha diffidato Asugi dopo il diniego ad accedere al suicidio medicalmente assistito, come annunciato dall'associazione Luca Coscioni. La donna ha detto che il suo non è suicidio ma eutanasia e presto potrebbe essere costretta ad andare in Svizzera per accedere alla morte volontaria assistita. Sono affetta da una patologia neurodegenerativa progressiva devastante da un quarto di secolo, eppure lavoro utilizzando i comandi vocali e lavoro proprio per mantenere l'assistenza indispensabile per sopravvivere, coadiuvata da appositi sostegni pubblici indispensabili che in questa regione funzionano molto bene. Sono però esausta, esaurita. Sto perdendo anche la voglia di andare avanti. La donna nell'agosto 2023 aveva inviato una richiesta di verifica delle sue condizioni all'azienda sanitaria, ma dopo essere stata visitata dalla commissione medica multidisciplinare a ottobre 2023 non aveva ricevuto risposta. Dopo una serie di solleciti, Asugi le ha comunicato di non poter accogliere la richiesta perché mancherebbe il requisito del trattamento di sostegno vitale. In ogni caso questo diritto mi è stato negato dal comitato etico, perché secondo loro non rispondo a uno dei 4 requisiti indispensabili, ovvero essere mantenuta in vita da trattamenti vitali. Ma secondo voi io come mangio, come bevo, come mi lavo, come vado in bagno? La dirigenza di Asugi ha comunicato alla nostra emittente come non esistevano le condizioni richieste dalla sentenza della Corte Costituzionale, dunque la domanda è stata rigettata. La 49enne ha perciò fatto ricorso e sarà il Tribunale a decidere sul suo caso. Nel frattempo però la Oppelli rivolge un ulteriore appello al Parlamento. Insomma, nella legge che state discutendo adesso in merito al fine vita, vi chiedo di tener presente di ogni aspetto, ogni dolore assoluto nel momento in cui viene vissuto e va rispettato.
E passiamo alla cronaca. Arrestato un cittadino marocchino di 23 anni per spaccio di cocaina. L'operazione della Questura di Trieste rientra nell'ambito dei controlli antiviolenza che ormai da più di un mese sono state attivate a seguito dei tanti episodi fra risse, spaccio di droga, rapine e furti. Gianluca Paradì. Aveva con sé 19 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Il pusher però è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato che lo hanno arrestato. Si tratta di un cittadino marocchino e l'episodio è avvenuto nella notte del 9 maggio scorso in via Valdirivo, zona vicinissima al luogo della maxi rissa tra stranieri avvenuta pochi giorni dopo, domenica 12 maggio. E infatti l'arresto è avvenuto nell'ambito dei pattugliamenti rinforzati proprio per prevenire episodi violenti, controlli già scattati nel mese scorso a seguito delle troppe risse e rapine succedutesi in poche settimane. Nella notte del 9 maggio la squadra volante della questura stava pattugliando le strade cittadine. Passando per via Valdirivo, i poliziotti hanno notato 3 ragazzi percorrere il marciapiede. Questi, alla vista dell'auto della polizia, hanno tentato di nascondersi tra le impalcature edili del condominio al Civico 8. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di fermare i ragazzi e procedere alla loro identificazione. Durante i controlli, uno dei giovani, il cittadino marocchino, ha lasciato cadere dalla tasca dei pantaloni un pacchetto di sigarette per poi spingerlo con un calcio sotto la volante. Il gesto non è passato inosservato agli agenti, che hanno recuperato l'involucro. All'interno c'erano 19 pacchettini contenenti circa mezzo grammo di cocaina ciascuno, droga già suddivisa e confezionata per lo spaccio. Lo stupefacente, quasi 11 grammi, è stato sequestrato. Lo straniero è stato perquisito e fotosegnalato assieme agli altri 2 giovani, anche loro marocchini e senza fissa dimora. Ma il 23enne è stato anche arrestato poiché in flagranza di reato e portato al carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli altri 2 marocchini sono stati denunciati a piede libero poiché senza documenti per l'identificazione. Parliamo ora di un progetto che riguarda Piazza Vittorio Veneto. Niente via libera della Commissione Consiliare del Comune per la realizzazione della piscina sul tetto dell'ex Palazzo delle Ferrovie che ospiterà un albergo di proprietà austriaca. Se ne è parlato e c'è la sostanziale condivisione da tutte le parti su questo no. Sentiamo perché da Bernardo Gulotta. Per la riqualificazione dell'ex Palazzo delle Ferrovie di Piazza Vittorio Veneto si procederà come da regolamento oggi vigente, senza deroghe per la realizzazione della piscina, ipotizzata dall'imprenditore austriaco, che ha preso in mano quell'immobile con l'obiettivo di realizzare un hotel di una certa portata. Il giudizio dei commissari è stato praticamente unanime. La Commissione ha così licenziato i pareri espressi, rimandando poi al Consiglio la votazione. La richiesta dell'imprenditore Ivan Holler è quella di poter realizzare sul tetto una piscina con bar e zona relax, che comporterebbe una modifica delle falde di copertura dell'immobile e un aumento volumetrico, aspetti che il piano regolatore municipale adattato nel 2021 non consente, eccetto deroghe. Proprio sulla possibilità di agire in via del tutto eccezionale era incentrata la commissione odierna, anche perché nella discussione rientra il principio di rigenerazione urbana a cui si rifà l'imprenditore austriaco, che sul piatto dell'intera partita ha messo anche oltre 800.000 euro per la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto. È stato chiesto un parere oggi ai commissari sull'iter e sostanzialmente, direi in maniera quasi unanime, i consiglieri hanno espresso la volontà di procedere in quelle che sono le regole oggi chiare, quindi di non autorizzare una deroga, anche se questo evidentemente avverrà ufficialmente nella sede del Consiglio Comunale, chiaramente. Rigenerazione urbana che però non specifica con dettaglio i margini operativi e quindi cosa può essere previsto sotto questa dicitura. E intanto la Commissione si è espressa in modo abbastanza chiaro, ma allo stesso tempo senza alzare i toni o creare sbarramenti, perché in gioco c'è una posta molto ricca e non sia mai che per questioni accessorie salti tutto, e quello sarebbe sì un colpo duro per la città vista la caratura del progetto. È stato anche annunciato che la proprietà, peraltro, attenderà questo passaggio in Consiglio Comunale, però sta già lavorando sostanzialmente anche ad un piano B, quindi c'è la volontà di mantenere questo investimento sulla città di Trieste, quindi sta lavorando anche ad un progetto che non prevede la richiesta in deroga. Allora, di questo, di molto altro, tra cui la questione relativa all'ex mercato di via Flavio Gioia che ha animato il dibattito di ieri, parleremo questa sera a Ring, in studio con Ferdinando Avarino, Giulio Alfano di Azione, Walter Godina di Italia Viva, Lorenzo Giorgi di Forza Italia, Giulia Massolino di Adesso Trieste e Marcelo Medau di Fratelli d'Italia.
Disagi al traffico per domani, sabato 18 maggio, in vista del Re Carnival, la sfilata di carri allegorici senza frontiere che invaderà il centro di Trieste e creerà problemi in diversi punti della città, in particolare le rive, ma non solo. Sentiamo. Cosa potrà accadere? Re Carnival, ogni scherzo val, pure la chiusura del traffico che potrebbe non essere altrettanto divertente per chi non se l'aspetta. Il carnevale senza frontiere, con carri allegorici in arrivo da tutta Italia e dai paesi confinanti, invaderà domani, sabato 18 maggio, le vie del centro di Trieste. Da mezzogiorno saranno chiuse al traffico le rive lato mare, da Piazza Tommaseo a Campo Marzio. Dalle 13:45 non sarà possibile circolare lungo riva Ottaviano Augusto e riva Traiana fino all'ingresso al porto. Dalle 16, poco prima della sfilata che scatta mezz'ora dopo, entrerà in vigore il divieto di transito lungo le rive da entrambi i sensi da Campo Marzio fino all'incrocio con via Milano. A fine serata, dalle 20:30 alle 21:30, la chiusura interesserà il tratto di rive tra via Mercato Vecchio e piazza Tommaseo. Ciò mentre andrà in scena lo spettacolo con fontane danzanti e coreografie di acrobati aerei. Disagi al traffico anche sulle strade periferiche della provincia, dalle 9 alle 12 per consentire l'arrivo dei carri di Re Carnival da Muggia della Slovenia. Sono previsti rallentamenti e code sulle arterie di collegamento da Muggia a via Flavia. Il percorso toccherà poi via Parlotti, via Malaspina, via Caboto, via dell'Istria, Galleria di Piazza Foraggi, via D'Annunzio, via Carducci, via Valdirivo, sino appunto al waterfront cittadino. Lungo le strade è previsto lo stop alla circolazione, da tenere presenti in serata anche il rientro dei carri che potrebbe determinare ulteriori incolonnamenti. Di Trieste. Ci colleghiamo ora con l'ispettore capo della Polizia Locale di Trieste, Paolo Gurtner, per le ultime su traffico e viabilità. Noi intanto abbiamo annunciato, diciamo, i disagi che ci saranno domani per la sfilata di Carnevale. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei, buongiorno. Agli ascoltatori. Avete fatto un programma dettagliato. Ricordo solamente dalle ore 12 verranno chiuse le rive in direttrice Campo Marzio, praticamente da via Milano inizieranno le deviazioni fino a Ottaviano Augusto, riva Traiana, dove ci sono già dei divieti in atto per quanto riguarda la zona ex Ausonia e Lanterna, oltre al piazzale Straulino e Rode. Per quanto riguarda la giornata odierna, ricordo Porto Vecchio, Porto Vivo, comprensorio interno con divieti per la manifestazione Rosso di Sera e Family Run. Ci sono dei divieti in atto anche là, dalle ore 18 divieto di transito fino a fine manifestazione. Questa mattina è stata chiusa la bretella per quanto riguarda dei lavori di rifacimento dei sottoservizi i propedeutici al Porto Vecchio, per capirsi. Ci sono stati degli interventi di incidenti stradali con rallentamenti in via Locchi intorno alle 12:45, si sono risolti, non c'è più nessun problema. Domani anche c'è la giornata del decorato presso il Colle di San Giusto con alza bandiera alle ore 10 e altre manifestazioni nel corso della giornata alla Foiba di Basovizza e alla Risiera di San Saba, con finale alle 18:30 con la fanfara in Ponte Rosso. Altre cose direi che non avrei da riferire. Galleria Sardinelli dalle ore 22 chiusa oggi, fino alle 5 di domani. Bene, questo è molto importante effettivamente. Grazie al nostro amico Gurtner per il collegamento. Proseguiamo con la politica, i punti cardine di Alternativa Popolare, movimento candidato alle elezioni europee, con Lucrezia Kermaz che era ospite questa mattina a Sveglia Trieste. Il coordinatore Bandecchi ha proposto una visione nuova delle elezioni europee perché ha posto un tema che secondo me è estremamente corretto proprio ora che l'Europa prende sempre più piede nelle nostre vite. Cioè la Repubblica Italiana, quando è chiamata al voto, potrà eleggere 76 europarlamentari che poi ovviamente si collocheranno nell'arco parlamentare da partiti come il PPE, a cui faccio riferimento io, o il PSE o Verdi, alleanze democratiche, insomma ce ne sono tanti, sono 10 gruppi partitici europei. Però quello che è importante come prima cosa, secondo appunto il nostro coordinatore e il nostro programma elettorale, è che come prima cosa questi 76 parlamentari che l'Italia potrà nominare sono italiani, quindi sarebbe bello riuscire a trovare un programma condiviso tra tutti i candidati trasversale per l'Italia.
Cosa che fanno in realtà tutte le altre nazioni, perché gli europarlamentari francesi, quelli tedeschi, sono in prima istanza parlamentari che tutelano la Francia e la Germania. Invece l'Italia tante volte si fa la guerra in casa, quindi magari il candidato del PPE dà contro ad una proposta del PSE proprio per partito preso. E invece dovremmo recuperare questa centralità del Paese, proprio perché ormai si sa che la sovranità italiana è stata pian piano ceduta all'Unione Europea, quindi bisogna ripristinarla con i programmi, con le condivisioni che devono essere a monte. Allora, andiamo a rivedere invece la presentazione dei candidati di Azione al Caffè San Marco. Più Europa, perché ne abbiamo bisogno. Qui nelle zone di confine sappiamo cosa ha significato l'apertura ai paesi vicini, la costruzione di un rapporto serio con chi è vicino a noi, la costruzione di un'Europa che sia più forte, più efficace, più capace di combattere i pericoli di questo tempo. Abbiamo una guerra a qualche centinaio di chilometri da noi. Verso il voto europeo, Ettore Rosato, nella veste di vice segretario nazionale, lancia così la campagna elettorale di Azione anche nella sua Trieste, e sulla sospensione di Schengen in atto in questo periodo proprio sui nostri confini il deputato esprime un auspicio. Ma io penso che sia una fase limitata, che deve essere limitata sempre, e dobbiamo trovare le modalità per la collaborazione con i paesi confinanti per evitare che ci sia un confine interno tra i nostri paesi. Bisogna rafforzare le frontiere esterne all'Unione Europea, che siano quelle a sud, cioè quelle sul Mediterraneo, per impedire che ci siano flussi clandestini che fanno male soprattutto e prima di tutto a chi attraversa un mare pericoloso, e poi anche flussi che attraversano la rotta balcanica. Al Caffè San Marco i candidati del Nord-Est per la lista Siamo Europa, con in testa Elena Bonetti, sono stati introdotti questa mattina dai segretari provinciale e regionale del partito di Carlo Calenda, Arturo Governa e Daniela Rossetti. Io faccio una battuta, non voglio che il Nord-Est sia come la Juventus che vince lo scudetto ma poi non punta alla Champions League. Questo territorio deve competere a livello europeo, deve tornare a essere la locomotiva del paese e anche del continente, quindi per questo lo deve fare facendo e utilizzando l'Europa come strumento per attrarre investimenti e per accelerare. In Europa siamo 25esimi su 27esimi in termini di efficacia sulle politiche europee, quindi bisogna portare in Europa delle persone che siano competenti, che sappiano banalmente parlare l'inglese, che conoscono i meccanismi, che conoscano anche che sappiano fare rete con le altre persone. Fino ad oggi noi eravamo un gigante economico e questo bastava, oggi bisogna diventare un gigante politico nel mondo di oggi, dove la competizione fra le potenze anche regionali è aggressiva e a volte anche militare, bisogna dotarsi di questa capacità. Allora, parliamo adesso invece del tavolo nazionale sull'avvertenza Wärtsilä. Oggi l'incontro a Roma con i sindacati, con i delegati nazionali. Facciamo il punto proprio dell'ultima ora con Antonio Rodà della UIL. La discussione ha confermato da parte di MSC il fatto che stia andando avanti il lavoro per definire l'accordo tra i due gruppi industriali, MSC da una parte e Wärtsilä dall'altro. Stanno proseguendo anche tutte quelle che sono le interlocuzioni circa le infrastrutture e anche il tema delle infrastrutture che MSC ha chiesto a servizio di quello che sarà il piano industriale, infrastrutture come ad esempio i binari, le rete ferroviarie indispensabili a poi mettere i carri sulla rete. Wärtsilä diventerà un inquilino di MSC perché MSC acquisisce tutta l'area e Wärtsilä continuerà ad operare negli uffici e in parte nelle aree di test dei combustibili non diversi dal gasolio, per quanto riguarda lo studio dei test di combustibili alternativi. Continuerà ad operare nell'area però in affitto e ha manifestato il non interesse a partecipare della cosiddetta area extradoganale. Il prossimo 4-5 giugno ci potrebbe essere, anzi ci sarà la convocazione di un ulteriore tavolo tecnico per accordo di programma. Quindi il ruolo di Wärtsilä che si definisce in tutto questo, bisogna ancora capire in che modo sarà attore protagonista oppure no in questa situazione industriale. Wärtsilä noi deve chiarire tante cose, prima di tutto il suo piano industriale, di quello che resta di Wärtsilä. Avevamo sollevato diverse perplessità circa la bontà di quel piano. Wärtsilä deve ancora chiarirci qual è il chiaro numero di esuberi che dichiarerà nell'oggetto del trasferimento di ramo d'azienda ad MSC, però voglio dire anche una cosa, il fatto
che Wärtsilä vada in affitto nelle aree e che comunque, insomma, ad esempio uno strumento come l'extradoganalità non sia stato preso in considerazione, che magari potrebbe rappresentare un elemento di valore aggiunto anche per un progetto industriale di Wärtsilä, rendono, ecco, la visione, almeno che noi possiamo avere in questo momento, del piano industriale di Wärtsilä sicuramente meno solida e con meno elementi che la caratterizzino positivamente. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco, sempre qui con il TG di Tele4. Bentrovati con il nostro telegiornale. Punti di domanda sul futuro degli operatori portuali di Logistica Giuliana, società ex Arvedi, ora sotto il controllo di ALEA PLT, concessionaria della piattaforma logistica. Perplessità che sono state sollevate dai sindacalisti dell'USB dopo l'incontro con i vertici della dirigenza. Quale futuro per i 20 portuali di Logistica Giuliana? Specializzati nel lavoro in banchina, i lavoratori che facevano parte del gruppo Arvedi sono passati da dicembre sotto ALEA PLT Italy, la società che controlla la piattaforma logistica, ma non hanno ancora chiaro quale sarà il loro futuro. Sono 20 lavoratori, il timore è che in assenza di chiarezza si apra una cassa integrazione, come dire, senza sapere quando non ci saranno incarichi di lavoro. È un po' anche da sfiancare i lavoratori, da far sì che se ne vadano progressivamente. Questo è il timore principale, quindi secondo noi dovranno intervenire tutti gli attori, diciamo pubblici, quindi regione e ministero, perché c'è appunto un accordo per la reindustrializzazione di quelle aree fatte con Arvedi e non è possibile che Arvedi si sganci abbandonando questi 20 lavoratori. Nell'incontro di ieri fra sindacati e rappresentanti di Arvedi e del gruppo ALA sono stati ribaditi gli investimenti sul futuro Molo Ottavo, che significheranno in prospettiva un aumento di personale nell'arco di 10 anni, ma nel breve non è chiaro che sorte toccherà le maestranze attuali, considerando la drastica riduzione delle commesse e di conseguenza la scarsità di lavoro sulle banchine dell'ex Ferriera. Però non si capisce quale sia il carico di lavoro. Primo. Secondo, non si capisce chi sarà l'operatore di logistica che farà tutti i passaggi, come dire, di rimozione delle merci della banchina. Quindi i lavoratori sono in grado di caricare e scaricare le merci dalle navi, ma non c'è nessuno che le movimenta e questo ALEA PLT non l'ha ancora chiarito. Torniamo a parlare di prezzi a consumo a Trieste, impennata soprattutto nel settore alberghiero, cali invece rispetto allo scorso anno la bolletta energetica. Impennata dei prezzi di alberghi e ristoranti, in calo invece la bolletta energetica, le spese per la casa e le comunicazioni. Queste le maggiori differenze riscontrate rispetto a un anno fa dall'ufficio statistica del comune di Trieste. Nel mese di aprile 2024 la stima definitiva dei prezzi al consumo nel capoluogo giuliano ha registrato un più 0,5% rispetto a un mese prima e un più 1,6% sullo stesso mese del 2023. I settori che registrano un decremento sostanziale dei prezzi sono quelli relativi a abitazioni, acqua, elettricità e combustibili, con un meno 8,7% in un anno e un meno 3,5% rispetto a marzo. Sulle statistiche annuali in particolare pesa la netta differenza nel costo dell'energia elettrica, meno 31%, del gas meno 17,9% e dei combustibili solidi meno 20%. Sul fronte comunicazioni incide invece la diminuzione del costo degli apparecchi telefonici, meno 16%. Quanto agli aumenti invece sono macroscopici quelli che riguardano bar, ristoranti e alberghi, più 6,8% nell'indice tendenziale, più 8,4% in quello congiunturale. I servizi d'alloggio in particolare negli ultimi 12 mesi fanno registrare un aumento a doppia cifra, più 16%, più contenuto quello relativo alla somministrazione di cibi e bevande, ma comunque significativo, più 4,8%. Allora, è stata presentata anche questa edizione di Trieste Estate 2024, dal 6 giugno al 18 settembre, musica, teatro e altro nelle piazze della città e nei musei. Punta di diamante, vera chicca, il ritorno dell'opera, diretta ovviamente organizzata dal Teatro Verdi di Trieste, al Castello di San Giusto, che ospiterà la Turandot. Andiamo a vedere il servizio del nostro Umberto Bosazzi.
Oltre 260 spettacoli, 30 in più rispetto alla scorsa edizione, 101 giorni di programmazione dal 6 giugno al 18 settembre, 40 location comprese le piazze e i giardini dove avrà luogo la rassegna fuori centro giunta alla seconda edizione. Dovendo sintetizzare Trieste Estate 2024, il cui programma è stato presentato oggi in Sala Luttazzi, è meglio affidarsi ai numeri, giacché elencare gli appuntamenti che coinvolgono tutte le realtà presenti sul territorio impiegherebbe davvero troppo spazio. Pièce de résistance, la Turandot, messa in scena dal Teatro Verdi al Castello di San Giusto il 10, 12 e 13 luglio. Non è da meno il concerto in Piazza Unità, in programma il 4 luglio in occasione della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, che vedrà sul palco Cocciante, Vecchioni, Cristicchi, Malika Ayane e Damara. Andiamo dalla musica lirica al jazz, all'operetta, al rock, al pop, musica per tutti i gusti, naturalmente tutte queste proposte caratterizzate da grande qualità e soprattutto da un'internazionalità che possa intercettare anche quello che è il pubblico ormai internazionale di Trieste Estate, vista anche il grande boom turistico che ha avuto la città in questi anni, e naturalmente anche per mantenere sempre alto quello che è il livello delle proposte. In programma c'è anche l'operetta Rossetti, Trieste Love Jazz in Piazza Verdi, è atteso il concerto della banda della Marina Militare statunitense. Ci saranno Carmen Consoli, il poeta del folk irlandese Glenn Hansard, i tributi a Dalla, Elton John e ai Queen. La società dei concerti, con il proprio festival settembrino, concluderà la manifestazione. Non è da meno la prosa, fra l'altro con una versione dell'opera scozzese di Shakespeare affidata al Teatro Miela. Si va dalla commedia brillante agli spettacoli più seri, riflessivi, alle biografie, allo spettacolo misto prosa musicale, insomma ce n'è per tutti i gusti. Ci sarà il cinema con lo Shorts International Film Festival e la rassegna Cinema Nord-Est. Arriverà a Trieste anche Dan Peterson con una conferenza Vincere e giocare, mentre torna il ciclo di incontri Archeologia di sera al Museo Winkelmann, uno spazio che vedrà ampliati i posti a disposizione, così come il giardino del Museo Sartorio. Il Comune ha impegnato un budget pari a 1 milione di euro, parte del quale proviene dalla tassa di soggiorno. Trieste Estate 2024 si propone, secondo l'assessore Rossi, come un punto fermo dopo il quale partirà la spesso annunciata riconsiderazione del settore cultura. E dobbiamo soprattutto mettere a posto quello che manca delle nostre strutture museali. San Giusto, il Revoltella, il D'Enriquez devono essere dei luoghi assolutamente accoglienti, come vediamo nei grandi musei internazionali, quindi con ingressi, con bookshop, con attività anche di ristorazione e accoglienza. Allora, una notizia dell'ultima ora dal sito di Trieste Prima: tenta il colpo in via dell'Istria, la polizia gli piomba addosso, arrestato. Si tratta di un richiedente asilo di origine libica che nella notte tra il 16 e il 17 maggio si è introdotto all'interno del negozio di fiori Savina a San Giacomo. Le volanti della questura sono arrivate immediatamente, arrestando peraltro il giovane. Possiamo vedere anche il video, evidentemente realizzato da un residente in zona, che sostanzialmente ha assistito all'intrusione all'interno del negozio. Lo vedete in questo momento in basso sulla destra. Ce ne occuperemo naturalmente nel TG della sera. Appuntamento alle 19:30 con il telegiornale, come detto in precedenza. Alle 21:10 c'è Ring con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti. Restate con noi.